Ragazzi, non so se si nota per terra, comunque ci sono circa 15 cm, cioè io tocco sotto con il fondo della macchina. Il commento del conduttore racconta perfettamente quello che è successo oggi verso le 15:30 nel cuore della produzione del Prosecco Superiore. Una violenta grandinata si è abbattuta tra i comuni di Farra di Soligo e di Vidor, particolarmente colpite le zone di Colbertaldo e Col San Martino. Guardate i vigneti, sono puliti, poveretti. Porca di quella miseria. Guardate lo scalino qua di ghiaccio, la macchina tocca. La macchina mi sta toccando sotto. Danni ingentissimi per la produzione del Prosecco in un momento dove la vegetazione non è ancora strutturata e anche una semplice pioggia intensa può spaccare i nuovi tralci compromettendo fioriture e sviluppo dei grappoli. Impressionante, impressionante, impressionante. È un muretto di ghiaccio. È un muretto di ghiaccio. Si sente l'odore come da neve. Temperatura precipitata sotto i 10 gradi, viticoltori subito in azione per cercare di salvare il salvabile, anche se nell'area che tutti conoscono come la Scandolera difficilmente si riuscirà a salvare la produzione di zona, di nomi famosi come Sorelle Bronca, Miotto, Spagnol. Tutti indati qua ai punti. Tutti indati. Un altro anno per le rive da Robertaldo con San Martino. Un altro anno come il 19.